Gloria al Signore. Vogliamo aprire la Bibbia, leggeremo un passo in Giovanni, capitolo 20, dal verso 19 fino al verso 29. Giovanni, capitolo 20, dal verso 19 fino al verso 29. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Inizio la lettura. A Dio sia la lode e la gloria. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano serrate per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Tommaso gli rispose e disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Amen. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parla di noi. Non abbiamo visto, ma abbiamo creduto. Amen. Non abbiamo visto materialmente Gesù, ma abbiamo creduto in Lui. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Gesù risorto subito la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, quando Gesù è risorto, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano chiuse, serrate, per paura dei giudei, Gesù si presenta ai suoi discepoli. Mentre le porte erano chiuse, lui si presenta lo stesso. Gloria a Dio. Non c'è barriera. È vero, non c'è ostacolo che può impedire l'opera del Signore. E lasciatemi dire, a volte proprio come questi discepoli, anche noi ci barrichiamo, ci chiudiamo, a volte in noi stessi. È vero? Per non so quale paura, per un'autoprotezione forse naturale, non lo so, ma a volte avviene che viviamo momenti dove ci chiudiamo e non siamo aperti a niente e a nessuno. Questi discepoli erano chiusi in casa, finestre chiuse, serrate, porte chiuse, serrate,
per paura dei giudei, avevano paura. La paura è qualcosa che dobbiamo vincere. Grazie per la me. Non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno, perché se Dio è con noi, la domanda che troviamo nella parola è: ma chi sarà contro di noi? Chi avrà il coraggio di essere contro di noi? Amen. Amen. Gloria al Signore. Vedete, però il Signore vince ogni ostacolo, si prende cura dei Suoi discepoli, continua a prendersi cura dei Suoi discepoli, così come continua a prendersi cura di ognuno di noi. Ci crediamo? Amen. Quante a volte convinzioni sbagliate, quante a volte pensieri sbagliati ci portiamo dentro e ci portano a determinate reazioni, a un determinato modo di agire, anche nei confronti del servizio, nei confronti del nostro rapporto con Lui, con Dio. A volte convinzioni sbagliate fanno in modo che siamo fermi, chiusi in noi stessi, senza trafficare quello che invece è il compito che Dio ha dato anche a noi. Cosa dice ai Suoi discepoli Gesù quando appare? Intanto fa vedere subito le mani, no? Li tranquillizza. Sono io. Amen. Amen. Gloria a Dio. Poi li saluta: pace a voi, perché non avevano pace quei discepoli. Amen. Chiusi, impauriti, chiusi in loro stessi, senza pace. E tante volte noi siamo così, chiusi in noi stessi, senza pace. Ma Gesù è pace. Amen. È pace vera al nostro cuore. Quindi niente e nessuno potrà mai impedirci di realizzare la pace, la vera pace, la serenità, la tranquillità, anche in momenti di persecuzione. Era iniziata la persecuzione. Per questo i discepoli avevano paura. Questi, come hanno arrestato Gesù, l'hanno ucciso, adesso se le prenderanno con noi che siamo stati con Lui. Stiamo in casa nascosti, forse stavano facendo già i piani per scappare chissà dove. Ma Gesù interviene. Ogni porta chiusa, ma Lui appare. E voglio dire grazie, Signore, dal profondo del cuore, perché anche se io ti metto degli ostacoli, per amore mio, tu vinci questi ostacoli. Non vuoi che io mi perda, ma mi vuoi portare al ragionamento, a ragionare, a pensare che sono stato chiamato a credere veramente in te. O no? Noi non credo in un'istituzione, in una chiesa, in una denominazione. Io credo in Gesù, vivente, risorto. Amen. Che ha dato la sua vita per me, che è onnipotente, che è alla destra di Dio Padre e intercede per me. In Lui io credo. Alleluia. Nonostante questi limiti che i discepoli si erano posti, queste limitazioni, Gesù appare, sta con loro, si fa vedere le mani, il costato. Sono io, quello che hanno crocifisso, il vostro Signore, sono io. Pace a voi. E poi subito gli dice: come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Amen. Impauriti, senza far nulla. Oh, c'è da lavorare. Amen. Il Padre mi ha mandato, io ho finito il mio lavoro, ma sarò con voi. Lavorate, forza. Gloria a Dio. Lavoriamo per il Signore in ciò che ci è dato fare. Gloria a Dio. Io mi sono sentito onorato quando mi hanno detto, il comitato di zona: Marco, puoi andare a Mestre? A me, che onore. Io non mi sento onorato. Questa è sempre stata la mia visione. Servire il Signore è un onore.
Può essere un peso per gli altri, forse lo è, ma è un onore. Mentre servi il Signore non senti il peso, la gravità, ti senti onorato da Dio e supportato da Dio. Amen. Coinvolto nell'opera sua. Amen. Gloria a Dio. Che fate qui? Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Coraggio, è il momento di lavorare e oggi più che mai. Dio sa com'è necessario che noi lavoriamo per Lui. Alleluia. Detto questo, abbiamo letto, soffiò su di loro e gli dice: ricevete lo Spirito Santo. Qualcuno dice: ma li ha battezzati nello Spirito? No, non è il battesimo nello Spirito Santo, quello devono ricevere il battesimo nello Spirito Santo, ma una rigenerazione sì. Nuove forze? Sì. Perché Dio sa quando a volte è necessario che riceviamo le sue forze nella nostra vita. E in quel momento i discepoli erano scoraggiati, impauriti, senza forze, confusi. Avevano bisogno di una rigenerazione. Oh Signore, abbiamo bisogno ancora di essere rigenerati da Te. Lo Spirito Santo, Lui soffia, il soffio, l'alito, lo stesso alito che Dio ha dato quando ha creato e ha messo la vita nell'uomo, vero? Anima vivente, soffiò su di lui, sull'uomo, e l'uomo divenne un'anima vivente. Vita, amen? Vita spirituale in questo caso, nuova vita. Ricevete lo Spirito Santo, amen? Alleluia, perché quando ci convertiamo e accettiamo Gesù nella nostra vita, noi riceviamo lo Spirito Santo. Non possiamo dire che siamo battezzati nello Spirito Santo, ma abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. È un'opera dello Spirito Santo se ci siamo convertiti, amen? O no? Ci ha convinti lo Spirito Santo dei nostri peccati, del giudizio di Dio, vero? Alleluia. E ci porta a credere che in Gesù c'è salvezza. Ecco quell'azione di Gesù. Alleluia. Dio sa, se tu ed io in questa mattina abbiamo bisogno dello stesso intervento. A volte siamo stanchi, impauriti e perdiamo di vista anche lo scopo del nostro servire il Signore, la ragione per cui lo serviamo. Amen. Alleluia, ma in questa mattina il Signore può rinnovare la chiamata che abbiamo ricevuto. Alleluia, e può per mezzo dello Spirito Santo farci muovere, come abbiamo cantato. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto, io prego, io lodo, io lotto e io vinco, come fece Davide, mosso, ripieno di Spirito Santo. Gloria a Dio. Amen. Alleluia, Dio ci dia grazia di essere mossi dallo Spirito Santo, ripieni di Spirito Santo, battezzati nello Spirito Santo. E badate bene, ho detto battezzati nello Spirito Santo, non di Spirito Santo. Mi piace più nello Spirito Santo, proprio un'immersione nello Spirito. Amen. Amen. Solo così possiamo realizzare la potenza di Dio nella nostra vita. Una potenza che ci fa vincere ogni timidezza. Siete d'accordo? Io mi meraviglio ancora di quanto predico e di come predico. Mi meraviglio, come ero timido. Mi ricordo quando mi diceva prega, le orecchie mi diventavano rosse, diventavo tutto un fuoco rosso, avevo una paura, un timore. Adesso non riesco a stare zitto. È cambiato il mio carattere. No, e mi piace pensare che lo Spirito suo mi muove. E il cambiamento avviene anche di carattere, perché lo Spirito Santo mi ci fa anche cambiare. Amen. Alleluia. Ci fa essere come vuole Lui che noi siamo.
Alleluia, gloria a Dio. Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Qualcuno erroneamente dice: hai visto, ha dato potere all'uomo di perdonare i peccati. È sbagliato. È sbagliato. L'unico che può perdonare i peccati è Dio. Amen? Ma servendo il Signore noi siamo chiamati al perdono. O no? Non puoi servire il Signore senza il perdono. Sei legato, non sei libero. Perché quando predichi la parola di Dio, tu parli dell'amore di Dio. Amen? E parli dell'amore di Dio, annunci la parola di Dio, che è la parola d'amore per eccellenza, vero? Mentre poi i tuoi rapporti con gli altri sono discutibili. Dio ci dia grazia di perdonare. Certamente con l'autorità ricevuta di predicare la parola di Dio mettiamo anche gli altri di stare ai piedi del Signore, perché la parola poi porta davanti alla presenza del Signore, è vero? E gli altri dovranno chiedere perdono al Signore, ma l'unico che perdona i peccati è Cristo, Gesù. Chi è quest'uomo che perdona i peccati? Gesù ha perdonato i peccati, vero? Tante volte ha detto: vai, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma chi è costui che perdona i peccati? Come si permette? Voi credete che uno solo perdona i peccati? Dio, vero? Sì, come mai li perdoni tu? Gesù è Dio. È più facile dire a questo ammalato: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, o dire: i tuoi peccati sono perdonati? Ma finché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, io vi dico: alzati, dico a questo paralitico, prendi il tuo lettuccio e cammina. Amen? Alleluia, gloria a Dio, perché il perdono dei peccati è qualcosa che nessuno può vedere. Lo senti tu, vero? E nessuno può testimoniare se non te stesso, che ti senti libero. Mentre la guarigione è qualcosa che tutti vedono. Amen? Cristo Gesù è potenza di Dio e sapienza di Dio. Gloria al Signore. Tra di loro non c'era questo Didimo, Tommaso, E appena è stato con loro, i discepoli hanno detto, gioiosi: sai che è venuto a trovarci? Gesù è morto. Come lo fa vedere? Se è morto, è morto. No, era lui. Oh, quanta incredulità! Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Che durezza! Signore, vinci la mia durezza. Fammi essere le tue mani come quella pasta, quell'argilla, che si fa lavorare, gloria, perché la durezza non permette al Signore di poterci lavorare. E noi siamo chiamati ancora oggi ad essere credenti. Credi in Dio. Crediamo in Dio, amen. Crediamo nel Signore Gesù. Crediamo che Dio possa ogni cosa. Non ci scoraggiamo, amen. Amen, fratelli e sorelle. Alleluia. Di fronte ad alcune cose grandi che ci affliggono, a volte la nostra incredulità prende il sopravvento. Come farò? E adesso? Ed ora? Ma credi in Dio, o no? Credi in Dio, abbi fiducia in Gesù. Lui in qualche modo farà, alleluia. Non so dirti come, ma il Signore ti libererà. Gloria a Gesù, amen. Dobbiamo essere credenti, non increduli. Noi crediamo in Gesù, vero? Possiamo dire amen. Crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Alleluia. Crediamo in Dio onnipotente. Lui può fare infinitamente di più tutto ciò che pensiamo e che chiediamo. Lui può fare infinitamente di più. Gloria a Dio. Poi la Scrittura ci dice: e 8 giorni dopo
erano di nuovo in casa, barricati. A volte non comprendiamo le cose al primo colpo, no? Abbiamo bisogno di una doppia lezione, no? Ma il Signore è così potente e paziente che per amore nostro di nuovo ci dà la stessa lezione. È apparso di nuovo, è entrato a porte chiuse. Amen? E subito si rivolge a Didimo. Tu che vuoi vedere le ferite, le mie mani, guarda, sono qua, hai visto? Subito Tommaso, l'unica cosa che riesce a fare è a dire: Signore mio e Dio mio. Neanche gli mette le mani, no, ma gli ha fatto capire il Signore che anche se lui non era presente, in quel momento lui vedeva il ragionamento, sentiva il ragionamento di Didimo. Amen. E la sua presenza ha svelato quello che c'era di velato nella vita di Tommaso, perché così fa il Signore. Lui è luce. Amen. E dove ci sono le tenebre, con la sua luce lui sconfigge le tenebre, porta alla luce tutto ciò che è nascosto. Amen. E anche se ha manifestato la sua incredulità ai discepoli, quell'incredulità se la portava dentro. Alleluia. Ma la presenza di Cristo, la sua parola, gli ha svelato e gli ha fatto capire che lì di fronte aveva quel Gesù che aveva servito per quei 3 anni, che aveva seguito, che aveva visto morire in croce, che era morto, ma eccoli la prova, è risorto. Amen. Amen. Alleluia. E quindi si è chinato: Signore mio e Dio mio. E Gesù gli dice: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Io mi sento privilegiato. Posso dire a volte anche più dei discepoli. Sì, i discepoli hanno visto, hanno toccato con mano. Certamente quei 3 anni vissuti con Gesù sono stati anni bellissimi. Alleluia. Ma noi che non l'abbiamo visto, quanto siamo beati e privilegiati di continuare a predicare il suo nome. Amen. Il suo Vangelo. Alleluia. La sua parola di riconciliazione. Amen. Alleluia. Di poter predicare agli altri, coloro che sono malati, la guarigione, coloro che sono perduti e morti nei falli, nei peccati, la salvezza e la vita eterna. Amen. E predicare con convinzione e con franchezza. Alleluia. Che beatitudine. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. E Dio ci dia grazia ancora in questa mattina, o da questa mattina in poi per qualcuno, come dire, di essere rinnovati dalla presenza del Signore. E quel soffio vogliamo sentirlo ancora oggi, in questo momento, sulla nostra vita. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia. Gloria.